Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, istituto Barbarigo, scuola per crescere. Sì, allora la nostra professoressa di italiano ci aveva chiesto di scrivere un tema che iniziasse con una frase che era tratta da un noto scrittore e che poi lei avrebbe inviato a questo concorso. Avrebbe selezionato i temi, li avrebbe inviati a un concorso ad Olo e quindi è stato più un compito per casa che una scelta di partecipare. Come ti è venuta in mente questa storia? Avevi visto in TV? No, era un tema che doveva iniziare appunto con una frase sulla notte che riguardava le stelle e la speranza che potevano dare in una persona. Io ho scelto di scrivere la storia di una ragazza che stava emigrando dal suo paese, nel quale era scoppiata una guerra, e vedeva queste stelle nel cielo che le uscivano a confortarla. E mi è venuto in mente perché da poco è mancata una mia sorellina adottiva che viveva in Costa d'Avorio e che è appunto morta durante la guerra, e io ho pensato come sarebbe stato se si fosse salvata. Come si chiamava questa bambina? Desiree. Ho capito. E questa cosa ti ha molto colpita, quindi? Sì, perché aveva solo 9 anni e era piccolissima e è mancata, senza alcun motivo. L'avevi conosciuta? L'avevi incontrata? Ci scambiavamo lettere e lei le scriveva in francese, poi venivano tradotte e fotografie, le davo quaderni, penne, vestiti. Vuoi dedicare a lei questo premio che hai preso? Sì, perché possa far capire anche com'è la situazione per questi immigrati che arrivano nei nostri paesi. Grazie Laura.